Delitto di Capoverde, ha confessato il 48enne di origine romagnola, accusato di aver ucciso l'albergatrice trevigiana Marilena Corrò. L'ha schiaffeggiata, ha detto, ed è caduta a terra battendo la testa, ma non volevo ucciderla. Sondaggio SVG sul gradimento dei governatori, Luca Zaia si conferma la guida della classifica. Ieri intanto passo avanti a Roma sull'autonomia. Indagine sul gruppo che in tutta Italia voleva rifondare il partito nazista, la doppia vita dell'impiegata di Curtarolo, che avrebbe avuto un ruolo centrale nel reclutamento di nuovi adepti. Il livello del Po a Ponte Lago Scuro si è abbassato di circa 20 cm rispetto a questa notte, anche in provincia di Rovigo, dunque nel tratto finale i livelli stanno gradualmente scendendo. Mattinata di cortei in tutto il Veneto per lottare contro i cambiamenti climatici, tornano le marce dei Fridays for Future e domani tocca ai flash mob delle Sardine. Emozione all'Università di Padova per la laurea honoris causa conferita a Patti Smith. Le note delle sue canzoni risuonano nell'aula magna in cui insegnò Galileo Galilei. Ieri sera a 20:10 Matteo Del Puppo, diventato una star del web con i suoi pezzi che cantano con ironia la vendemmia, le sagre e il Veneto. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e bentrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. La cronaca in primo piano e le parole che avrebbe detto Gianfranco Coppola alle autorità di Capoverde: l'ho schiaffeggiata e Marilena è caduta a terra battendo la testa, ma non volevo ucciderla. È la confessione che avrebbe appunto portato agli investigatori delle autorità locali, che hanno fermato lui ma anche un complice. L'avrebbe picchiata facendola finire a terra, un'aggressione che avrebbe confessato alla polizia Gianfranco Coppola, il 48enne accusato della morte di Marilena Corrò, l'albergatrice di Treviso. L'uomo gestiva assieme al socio Pierangelo Zuliani, milanese 68enne, il B&B della vittima. Quest'ultimo potrebbe essere accusato di favoreggiamento. Il delitto è avvenuto nella pensione dopo una discussione per motivi di soldi. Probabilmente la titolare aveva chiesto ai due soci il pagamento di alcuni mesi non saldati. Poi l'aggressione e l'omicidio. Il corpo della donna è stato poi nascosto in fretta e furia in una cisterna di acqua. A sentire le urla della donna sono stati i vicini, che hanno subito allertato la polizia. Alcuni testimoni avrebbero visto Zuliani pulire la stanza dove è avvenuta l'aggressione. L'uomo è stato subito fermato dalla polizia. Subito dopo è arrivata la confessione del socio Coppola, che avrebbe raccontato che ha colpito Marilena e lei, cadendo a terra, ha sbattuto la testa. Questa è la sua versione. Ora sarà l'esame autoptico a stabilire il motivo esatto della morte della 52enne trevigiana. Per il momento non sarebbero stato convalidato il fermo di Coppola e anche la posizione del socio al vaglio della magistratura. Sono cauti gli investigatori che stanno cercando di ricostruire minuto per minuto il delitto. Coppola, ex istruttore di kickboxing, viene descritto dai molti italiani residenti nell'isola come una persona violenta che aveva già avuto guai con la giustizia. Adesso la piena del Po, che abbiamo raccontato anche in questi giorni in loco con i nostri inviati. Il livello del Po a Ponte Lago Scuro si è abbassato di circa 20 cm rispetto a questa notte anche in provincia di Rovigo, dunque nel tratto finale i livelli stanno gradualmente scendendo. Lo riferisce Massimo Valenti, il dirigente dell'AIPO, l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, responsabile per il Veneto. Il picco della piena è transitato la notte scorsa, ma l'Adriatico ha recepito lentamente il flusso del fiume perché il livello del mare si mantiene alto. Questo però, aggiunge Valente, ha avuto l'effetto di un appiattimento della piena, che è stata più bassa rispetto alle stime dei giorni, anche se più duratura. In Polesine si stanno verificando alcuni fontanazzi e fenomeni di filtrazione negli argini, tenuti però sotto controllo dalle attività di vigilanza in corso. La politica adesso con il passo in avanti sull'autonomia. Ieri a Roma nella conferenza Stato-Regioni c'era anche ovviamente il governatore Zaia insieme al ministro Boccia, un governatore Zaia che intanto si conferma il governatore più amato d'Italia. Dopo il proficuo incontro di ieri a Roma alla conferenza Stato-Regioni con il ministro Boccia sull'autonomia, per il governatore del Veneto Zaia arriva un'altra notizia positiva. Secondo i dati raccolti dalla SVG nel corso di una ricerca condotta su un campione di 10.800 cittadini maggiorenni italiani, intervistati tra ottobre e novembre 2019, il presidente della regione Veneto si conferma in testa alla classifica dei governatori con il maggior gradimento. Ad essere giudicata dai cittadini l'efficacia dell'azione nell'amministrare la regione.
Zaia ottiene un punteggio pari a 66. Alle sue spalle il collega dell'Emilia-Romagna che con lui e Fontana sta portando avanti la questione autonomia con 62 punti. Al terzo posto proprio il presidente della Lombardia con 55 punti. Dunque nelle prime 3 posizioni della classifica SVG i presidenti delle regioni che con richieste e modalità diverse hanno avviato l'iter autonomista con il governo. Percorso che sembra aver subito una significativa accelerazione dopo l'audizione del ministro Boccia di fronte ai presidenti delle regioni che hanno dato via libera alla legge quadro che dovrà gettare i paletti sui quali poggerà la bozza dell'autonomia differenziata. Ora il testo, ha spiegato Boccia, può andare in Consiglio dei Ministri e poi essere presentato come emendamento alla legge di stabilità 2020. Il governatore Zaia al termine ha parlato di un incontro proficuo. Abbiamo dato un primo assenso a un testo che deve avere ancora alcuni aggiustamenti, però direi che la discussione è stata proficua. Sulla legge quadro diciamo che, se dovessimo dirla come la diceva Michelangelo per la Pietà, ha tolto tutto il marmo in più per fare la Pietà. Ecco, siamo ancora a livello di qualche ultima scalpellata. Ed è presto spiegata qual è questa ultima scalpellata. Legge cornice o legge quadro sostanzialmente traccia le linee macro, dopodiché l'intesa, ogni regione firmerà l'intesa propria e il Veneto conferma che chiederà le 23 materie. Adesso torniamo alla cronaca perché si continua a discutere, ovviamente fanno scalpore le ripercussioni anche in Veneto dell'indagine Ombre Nere della Digos di Enna sul gruppo di estrema destra che voleva rifondare niente meno che il Partito Nazionalsocialista ispirandosi a Hitler, ripercussioni in Veneto soprattutto per il ruolo della insospettabile impiegata di Curtarolo che si autodefiniva la sergente maggiore di Hitler. Nel web si definiva la sergente maggiore di Hitler, una doppia vita, quella di una 48enne impiegata residente nell'Alta Padovana, di giorno al lavoro come segretaria e poi nel tempo libero lo sfogo violento e il fanatismo di estrema destra che prendeva vita grazie alla tastiera del computer. La donna padovana è una delle 19 persone indagate per associazione terroristica e apologia del fascismo, finita nell'operazione Ombre Nere, partita dalle indagini della Digos di Enna e approdata anche in Veneto. La polizia ha sgominato una rete di militanti di estrema destra che stava tentando di creare un partito filonazista. I contatti tra di loro avvenivano attraverso una chat chiamata Milizia e finalizzata all'addestramento di reclute. La 48enne cittadellese, che in passato aveva partecipato anche a manifestazioni di Forza Nuova, avrebbe avuto un ruolo al vertice all'interno del movimento, ovvero reclutava nuovi adepti e diffondeva ideologie xenofobe. In casa sua i poliziotti della Digos di Padova hanno trovato materiale per la propaganda, striscioni con svastiche e altri loghi antisemiti e numerose bandiere naziste. Tra i biglietti sequestrati alla donna anche uno con insulti contro il parlamentare del PD Fiano, promotore di un disegno di legge sull'apologia del fascismo. L'impiegata dalla doppia vita si riteneva insieme agli altri del gruppo appartenente al movimento denominato Partito Nazionalsocialista Italiano dei Lavoratori. Attraverso un social network russo dove appunto era conosciuto con l'appellativo di sergente maggiore di Hitler, incitava all'odio verso gli ebrei e alla violenza, utilizzava frasi a dir poco sconcertanti. Hitler è immortale, il nazionalsocialismo trionferà, scriveva la 48enne. Con lei in Veneto sono state denunciate altre 3 persone, una donna di Verona e una coppia di Vicenza. Noi sotto il profilo dell'attenzione nei confronti degli estremismi siamo sempre molto attenti, quindi sia nei confronti dell'estremismo di destra sia nei confronti dell'estremismo di sinistra. Nel caso di specie, voglio dire, era un'indagine che coinvolge un'altra procura, che ha coinvolto più città, anche qui abbiamo avuto dei riscontri con dei sequestri, insomma poniamo a discussione la questura. Secondo l'inchiesta coordinata dalla Procura Antimafia e Antiterrorismo di Caltanissetta, alcuni degli accusati avevano anche fatto riferimento ad una disponibilità di armi ed esplosivi. E intanto sul tema della memoria negata continua a far discutere la posizione del comune di Schio, una posizione che porta anche la Lega a scendere in campo e a dire negare le pietre d'inciampo significa negare la nostra storia. Schio inciampa sulle pietre di inciampo. L'amministrazione guidata dal sindaco Walter Orsi non accoglie la mozione presentata dal Partito Democratico ed esplode la polemica. In Consiglio Comunale la discussione si infiamma. La maggioranza, con la lista Noi Cittadini, propone di ricordare
anche le vittime dell'eccidio partigiano di Via Baratto del 1945. Le pietre d'inciampo però sono un'iniziativa europea legata alla deportazione e alla giornata della memoria, e la memoria non dovrebbe dividere ma unire. Il fatto di approvare questa mozione non avrebbe comunque impedito di ricordare anche le vittime dell'eccidio. Invece la mozione è stata respinta dalla maggioranza, che si è attirata critiche da sinistra e da destra, a cominciare dalla Lega, con un videomessaggio che il commissario provinciale Matteo Celebron ci ha inviato in redazione. Negare le pietre d'inciampo significa negare la nostra storia. Quanto successo a Schio è irrispettoso rispetto alle milioni di vittime anche e soprattutto italiani deportati e internati all'interno dei campi di concentramento. La linea della Lega, la linea di tutta la politica, che deve essere trasversale su questi temi e sulle tragedie del Novecento, deve essere chiara e deve condannare ogni tipo di violenza. Le pietre d'inciampo servono per ricordare, servono per tenere viva la memoria di chi veramente ha sofferto e per trasferire alle generazioni future dei messaggi chiari. Questo deve fare la politica. E adesso le immagini, questa sera vedremo ampio resoconto, le immagini del ritorno della marcia per il clima. Queste si riferiscono alla giornata, questa mattinata a Padova, in tutto il Veneto come nel resto d'Italia, il ritorno della marcia per il clima, cortei di giovani ma anche di meno giovani lungo le strade dei centri dei capoluoghi, nella manifestazione che quest'oggi, proprio in concomitanza con il Black Friday, è stata definita Block Friday, per chiedere misure urgenti contro i cambiamenti climatici inevitabili nel corso dei cortei nelle varie città, e riferimenti ovviamente a quanto accaduto anche a Venezia con l'acqua alta da record della città messa in ginocchio. Proprio nel giorno in cui sono previste le manifestazioni del Fridays for Future e anche il giorno del Black Friday, cioè degli sconti diciamo nei negozi, e intanto attivisti dei centri sociali hanno lanciato uova e hanno imbrattato la sede di Amazon a Vigonza. Si sono ripresi mentre, coperti da tute bianche e con maschere calate sul volto, assaltano la sede Amazon di Vigonza, spray e uova contro i magazzini del colosso della vendita online, il Ride, nella notte. Nel video gli attivisti si definiscono Angry Animals, migliaia di giovani urlano che il Black Friday è meglio del Black Friday, scrivono nel video i giovani. Un messaggio contro la giornata dedicata allo shopping a prezzi ribassati, che coincide anche con le manifestazioni in tutta Italia per il clima. Il Ride contro la sede Amazon è proseguito poi con la chiusura con catene e lucchetti dell'ingresso riservato ai camion che devono caricare la merce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi. E poi invece ovviamente una manifestazione pacifica, quella del Movimento delle Sardine, pronta appunto con i suoi flash mob a riempire le piazze. Accadrà per esempio a Treviso domani sera in piazza Borsa alle 18:30. L'appuntamento è in piazza Borsa, dove sabato a partire dalle 18:30 andrà in scena il flash mob dei ragazzi che hanno dato vita al Movimento delle Sardine, che in poche settimane, grazie ai social, ha riunito migliaia di persone. Nate, spiegano loro, contro populismi e sovranismi, le sardine stanno già dividendo l'opinione pubblica. Anche a Treviso, dove nel fine settimana arriveranno per farsi conoscere e far sentire la loro voce, tra i cittadini c'è chi appoggia il movimento e chi invece si dimostra scettico sui motivi della protesta. Quando che verranno a Treviso vorrei sapere cosa vogliono le sardine. Se le sardine sono valide le portiamo avanti, se non sono valide niente da fare. Le sardine sono anche un pesce povero, insomma. Punterei sul salmone, sul caviale, non so, sull'astice, su queste cose qui. Poi sono un po' patetici, anche perché insomma penso che non sappiano realmente di cosa parlino, poi non hanno nemmeno un'idea, un progetto. Sembra di tornare un po' agli anni 70, ecco, quando c'era questa contestazione giovanile, così, perché erano annoiati, gli stavano antipatico qualcuno. I giovani che parlano e parlano così bene sono soltanto piacevoli. Io ho la mia età, però sono molto contento che ci siano giovani che lo facciano. Ho invidia per loro. Sarei voluto essere giovane come tanti anni fa ed essere presente nel movimento. Molto molto bella. Le sardine non servono a niente, non hanno un pulso. Al momento sembra come una bolla di sapone.
A noi altri qua le sardine piacciono, ma quelle sotto olio o per fare i bigui in salsa. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale, ripartiamo da Venezia, meno 2 giorni al referendum, atteso referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre, ne parleremo anche fra poco a ore 13, nel frattempo io vi ricordo l'appuntamento importante domenica sera per sapere tutto su come sta andando e come sarà poi il risultato del referendum. Antenne 3 seguirà in diretta a partire dalle 21:15 di domenica con una vera e propria maratona non stop prima e dopo la chiusura dei seggi, collegamenti costanti con i nostri inviati per aggiornarvi dunque sull'esito del voto e poi ovviamente i primi commenti dei risultati, dunque dalle 21:15 di domenica la nostra diretta per seguire l'esito del voto sul referendum della separazione tra Venezia e Mestre. Intanto, restando a Venezia, si registra, ma parliamo invece dell'Acqua Alta, la replica dell'assessore alle politiche educative di Venezia, che dice: sono sbalordito, rispondendo ai sindacati che, lo abbiamo raccontato nei giorni scorsi, hanno denunciato il comune per non essersi preoccupato della sicurezza del personale scolastico nei giorni della emergenza Acqua Alta. Siamo sbalorditi perché di fronte al senso di responsabilità che è stato dimostrato da tutta la città, da tutte le categorie, compreso i dipendenti pubblici e i dipendenti del comune in primis, questa iniziativa di portare la vicenda in procura è completamente fuori da qualsiasi ragionevolezza. L'assessore comunale alle politiche educative risponde alle accuse di CGIL, CSA e UIL, che hanno presentato un esposto nei confronti del comune per aver gestito male, dicono, il fronte scolastico durante l'emergenza dell'Acqua Alta. Le attività in nidi e materne di Venezia, Lido e Pellestrina infatti erano state sospese, eppure il personale scolastico si è dovuto presentare sul posto di lavoro per tutti e 3 i giorni. Nel merito non entriamo assolutamente, segnalo solo che rispetto alla risposta unitaria che è stata data da tutta la città, questo è un comportamento che proprio non c'entra nulla. Ci difenderemo in quella sede e valuteremo anche tutte le iniziative opportune a tutela del buon funzionamento dell'amministrazione e a tutela di quei dirigenti che sono stati coinvolti e che invece io ringrazio per come hanno saputo gestire le cose nei terribili giorni dell'Acqua Alta. Allora, Acqua Alta, se domenica potrete seguire in diretta la maratona sul voto per il referendum, domani sera invece dalle 21:15 rivivremo i giorni drammatici dell'Acqua Alta, record a Venezia ma anche del litorale devastato, perché a grande richiesta, a vostra richiesta, vi riproporremo il documentario L'Apocalisse di Venezia, il documentario realizzato appunto dalla nostra emittente, con tutte le immagini e i racconti anche di quelle edizioni straordinarie delle nostre dirette con le quali abbiamo raccontato ora dopo ora cosa stava accadendo. Quindi domani sera 21:15 l'Apocalisse di Venezia, che torna appunto su Antenna 3 per poter rivedere queste immagini e queste voci drammatiche. Adesso invece a Padova e la mozione per la laurea honoris causa conferita a quella che è da sempre la poetessa del rock, Patti Smith. Conferiamo a Patricia Lee Smith la laurea magistrale ad honorem in lingue e letterature europee e americane e le rilasciamo il presente diploma a tutti gli effetti di legge, dato a Padova AD 28 novembre 2019. Emozionata, si commuove, avvolta nell'ermelino tradizionale degli accademici, il colore bianco della facoltà di lettere dell'Università di Padova. Nell'aula in cui Galileo insegnò, la cantante rock Patti Smith riceve la laurea honoris causa in lingue e letterature europee e americane. La poetessa, partita da Chicago con $5 e un libro di Rimbaud in tasca, diventata idolo di generazioni con le sue canzoni, ha realizzato il suo sogno di laurearsi. In mano un quaderno di Pinocchio, una storia per lei che rappresenta un grande insegnamento di vita.
Qui ha scritto gli appunti per la sua Lectio Magistralis. Ricorda la Beat Generation, tanti poeti e gli scrittori che ha letto con avidità in cerca di conoscenza nell'arco della sua vita. Sono umile, per me è un onore ricevere questa laurea da un'università che compie 800 anni e ha laureato per la prima volta al mondo una donna. Patti Smith fa il suo ingresso in aula magna insieme al rettore Rosario Rizzuto. È lui che spiega le motivazioni del conferimento della laurea. Basterebbe soltanto una parte di ciò che Patti Smith ha pensato, scritto, creato e una parte del suo amore per la letteratura per giustificare e motivare in pieno questa laurea in lingue e letterature europee e americane che oggi riceverà. Libertà nel motto dell'Università di Padova, il valore che viene più espresso dalla poetica di Patti Smith. Libertà che oggi significa battersi per salvare il mondo dai cambiamenti climatici, spiega la cantante che al termine della sua lezione ricorda il poeta William Blake, suo grande ispiratore, e con la chitarra emoziona intonando proprio My Blackened Ear. La cerimonia si chiude con l'entrata dei goliardi. Regalano alla neolaureata Patricia Lee Smith la corona d'alloro e il papiro. Lei sorride, indossa la feluca e è orgogliosa di essere ancora un mito e un'ispirazione per i giovani. It is my honor. Thank you very much. Ieri sera, 20:10, un giovane trevigiano diventato in questi mesi una vera e propria star del web con i suoi pezzi che cantano con ironia la vendemmia, le sagre del Veneto, ma anche il lavoro appunto dei campi. Matteo Del Pupo, sentiamo un piccolo passaggio del suo intervento insieme con Ferdinando Varino. Col prosecco faccio tanti soldi. Io non pensavo inizialmente la mia parodia, il mio video potesse avere un tale potenziale. Infatti era più un raccontare il lavoro che c'era dietro il prosecco, il mio video iniziale. Poi ho scoperto che comunque penso di aver creato una specie di, diciamo, forma di marketing, perché è una cosa perfetta quella che ho creato io, qualcosa che nessuno si aspettava, finora non ci aveva mai pensato nessuno, e di conseguenza è una cosa che secondo me ha del potenziale, andrebbe approfondita. Io ok, ho parlato di prosecco, potrebbe essere approfondita per qualsiasi altro prodotto anche, perché no? Comunque è una bella pubblicità quella che io sono riuscito a fare. Continuare a raccontare comunque il territorio e il lavoro è sempre qualcosa di un testo molto su cui argomentare, perché c'è dietro, comunque io parlo più che altro della fatica che c'è in ogni lavoro, perché ogni lavoro ha la sua fatica alle spalle, però cercando di metterci sempre un po' di ironia. Cantante è una parola grande, nel senso non mi sono mai reputato né un cantante, né un parodiere, né un influencer, né uno youtuber. Sì, mi piace far parodie, mi piace scrivere testi e non so questo un domani a cosa mi porterà. So che comunque per ora sono molto felice di dove mi ha portato. Le esportiamo in tutto il mondo, come bollicino col fondo, nello spritz lo sai fino in mondo, e tu sai che io ci faccio tanti soldi. In chiusura un aggiornamento sull'Alpago, nella zona di Alpago e da Schiucazzi in particolare, un aggiornamento che viene da Veneto Strade, perché 3.000 metri cubi di fango e terreno sono venuti giù questa mattina a Schiucazzi, lo riferisce appunto il sito di Veneto Strade. Vediamo adesso alcune foto in particolare, ecco qui. La frana si è verificata proprio mentre i mezzi di Veneto Strade stavano lavorando sul versante che sovrasta l'abitato. Le difese messe a suo tempo hanno retto, ma un po' di materiale della collina ha lambito le prime abitazioni, dice, ecco qui,
Veneto Strade. Non ci sono state conseguenze per le case e per i residenti, è una situazione che preoccupa da qualche tempo, dice il direttore generale di Veneto Strade Silvano Vernizzi. La collina è completamente instabile anche per la natura dei materiali di cui è composta. Nelle prossime ore prenderemo delle decisioni dopo aver sentito geologi e anche il sindaco di Pieve dal Pago. Ecco altre immagini. Vedete della nuova frana a Schiucaz, peraltro l'avevamo anche raccontata nei giorni del maltempo, il maltempo non aveva certo aiutato e se ricordate c'era stata una piccola frana anche in diretta mentre eravamo collegati con Tiziana Bolognani, quindi questa mattina 3.000 metri cubi di fango che sono crollati, hanno lambito le case, fortunatamente non ci sono conseguenze, ma sono attese decisioni importanti nelle prossime ore, sia con Veneto Strade sia ovviamente dal Comune di Pieve dal Pago. Vi terremo aggiornati. Ore 13 fra pochissimo, vi avevo anticipato, parleremo del referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre. In studio con noi Gianangelo Bellati, presidente del Movimento Venezia Autonoma, Giulio Guidoni, già avvocato del Comune di Venezia, e Nicola Pittalis, giornalista e opinionista. Questa sera invece a 20:10, ospite del direttore Luigi Bacialli, il politologo Paolo Feltrin. E adesso le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Si mantiene sostanzialmente stabile il tempo sul nostro territorio e anche la giornata di venerdì 29 novembre sarà senza precipitazioni. Sul Veneto foschie, nubi basse al mattino, specie sulle pianure, maggiori spazi soleggiati invece sui rilievi bellunesi. Nebbie nuovamente in formazione durante le ore serali e notturne. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, valori massimi tra i 10 e i 13 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, locali nebbie sulle pianure e sulle vallate alpine anche in questo caso, più sole sui rilievi dal pomeriggio. Temperature minime tra 5 e 11 gradi, massime comprese invece tra i 13 e i 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento ovunque, qualche nevicata anche a bassa quota sui confini altoatesini. Temperature minime tra lo 0 e 1 grado, massime tra 10 e 11 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.